Cari fratelli e sorelle, vorrei anzitutto sottolineare l'importanza e la bellezza di questa tradizione che ci porta il pomeriggio del 1° novembre, solennità di tutti i santi, a visitare le tombe dei nostri fratelli e sorelle che non sono più tra noi. Si tratta, a mio avviso, di una tradizione molto bella e importante, perché ci permette di mantenere la relazione con i nostri cari che non sono più in mezzo a noi perché sono morti. Come a dire, con la nostra presenza, che la morte non spezza quei legami che si sono creati durante la nostra vita, in modo particolare quei legami di sangue e di affetto che hanno permesso alla nostra esistenza di esserci e di svolgersi. E tuttavia occorre dire e riconoscere che diverso è il modo di venire qui in cimitero da parte di chi ha la speranza della risurrezione e della vita eterna e di chi non ce l'ha. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Le parole che abbiamo appena sentito dal Vangelo, io sono convinto, danno al cuore, all'anima di una persona un modo diverso di vedere e sentire la morte, di vivere il rapporto con i cari defunti. Più volte, specialmente quando ero più giovane, ho provato a pensare che cosa sarebbe la nostra vita e il nostro rapporto con le altre persone se non ci fosse la prospettiva della vita eterna promessa da Gesù. Premetto che per me questa prospettiva non ha mai subito il minimo dubbio, non per merito mio. Ho avuto il dono di una famiglia credente, ma anche il dono di non dubitare mai di questa speranza che ho assorbito e fatta mia, possiamo dir così, con il latte materno. Non ho mai dubitato di questa speranza, anche se essa è stata messa duramente alla prova ben presto nella mia vita, dalla morte di alcuni miei familiari molto vicini, una cugina dodicenne, il papà, il nonno, l'unico zio materno, nello spazio di 3 anni. Non ne ho mai dubitato, grazie a Dio. Però molte volte ho provato a pensare, ma come sarebbe la mia vita e il mio rapporto con le altre persone se non avessi la minima speranza che dopo la nostra morte ci verrà aperta la realtà di una vita per sempre con Dio e con tutte le persone che hanno creduto e sperato in Lui? A dire il vero non sono mai stato capace di dare una risposta definitiva a questo interrogativo, e forse non è neanche possibile. E tuttavia quando me lo ponevo e mi sforzavo di mettermi in una situazione di vita, pensarmi in una situazione di vita priva di speranza, avvertivo dentro di me un vuoto profondo, incolmabile, un vuoto esistenziale. Pensando a una vita totalmente priva di ogni speranza di risurrezione dai morti e di vita eterna, come tanti vivono, io mi trovavo a pensare all'esistenza umana esattamente come a quella degli animali. Una prospettiva che per me è sempre stata inaccettabile da quando avevo l'età della ragione e che ho trovato descritta molto efficacemente nel Salmo 49. Questa, dice il salmista, questa è la sorte di chi confida in se stesso
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole, cioè di chi vive senza fede e senza speranza. Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. È il nulla, è il nulla. Una prospettiva che, per quanto posso dire di me, risulta davvero insopportabile. Suonano invece di tutt'altro genere le parole di Gesù alla sorella di Lazzaro, Marta. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. E Gesù conclude questo suo annuncio, che apre uno squarcio di speranza davanti a noi, con una domanda: credi tu questo? È una domanda che evidentemente è rivolta non solo a Marta, ma anche a ciascuno di noi che personalmente o nella liturgia ascoltiamo questa parola. Credi tu questo? Ed è significativa la risposta di Marta, la quale non risponde semplicemente sì oppure no, ma ribadisce la fede profonda in Gesù. Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo. È come se Marta avesse detto: non ci capisco tanto di che cosa sarà la vita dopo la morte. Io però credo in te. Io credo che tu sia veramente il Figlio di Dio, il Messia atteso. E questa certezza è sufficiente per squarciare il buio della morte. Se tu sei il Figlio di Dio, se tu sei la risurrezione e la vita, allora io non avrò più paura della morte, perché unita a te sono certa che attraverserò la barriera oscura della morte. Marta, dicevo, non credo riuscisse a capire bene in che cosa consisteva quella vita di cui Gesù le parlava, quella vita che vince la morte, in che cosa consistesse la vita eterna che Gesù la prometteva. Crede tuttavia in Gesù, nella sua potenza di vita e di amore, e questo le basta per aderire alla speranza che Gesù le prospetta. E questo è vero anche per noi, questo è vero anche per noi. Noi non siamo in grado di dire come, quale, quanto e in che maniera sarà quella vita che il Signore ci promette. Noi abbiamo questa certezza nella parola e nella persona di Gesù, e questo ci basta. Come bastava al salmista, quello che abbiamo appena ricordato poco fa, che dopo aver constatato che chi non crede morirà come gli animali, come le pecore che sono condotte al sepolcro e il cui padrone sarà la morte, afferma: ma Dio potrà riscattarli, mi strapperà dalla mano della morte. Come? Non lo sa neanche lui, ma è certo che questa possibilità si realizzerà. Solo Dio ha questa possibilità. Solo Gesù, Figlio di Dio, nostra risurrezione e nostra vita, potrà strapparci dalla mano della morte. Noi siamo qui proprio in forza di questa speranza e di questa certezza. Coloro che abbiamo conosciuto e amato non sono semplicemente degli scomparsi di cui è svanita ogni parvenza, no? Sono dei fratelli e delle sorelle che vivono in Cristo e sperimentano già ora la gioia della vita per sempre con Dio. Per loro noi possiamo e dobbiamo pregare, e loro certamente pregano e intercedono per noi. Si realizza nella fede e nella speranza quella meravigliosa realtà che noi chiamiamo la comunione dei santi, quella realtà che ricordiamo e professiamo quando recitiamo il credo. Credo nella comunione dei santi e nella vita eterna. Qui la viviamo
concretamente. Viviamola, cari fratelli e sorelle, con speranza e con gioia. Certamente il nostro ricordo è segnato dalla sofferenza e dal dolore, perché non viene meno lo strappo e la sofferenza causate dalla morte, no? E tuttavia il nostro ricordo e la nostra memoria sono anche riempiti di quella luce consolante che nasce dalla speranza della risurrezione e della vita eterna. Facciamo allora interiormente nostra la preghiera che noi faremo fra poco. Dio della vita, a te affidiamo i nostri defunti. Dio della vita, a te affidiamo i nostri defunti. Signore, tu che hai detto, chi crede in me avrà